Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati. Oggi andiamo avanti con una nuova puntata della serie Il Guardone. Andiamo a vedere delle partite di scacchi giocate a tempo abbastanza ragionato, come partite a 10 minuti, e le andremo a commentare in presa diretta per cercare di capire se i giocatori fanno quello che noi abbiamo in mente. Ovviamente, se vedete delle successioni di mosse migliori di quelle in partita, scrivetele qui sotto. E niente, vi ricordo che mancano solo 2 giorni alla fine dell'offerta di lancio del corso French Secret, il corso più completo mai realizzato sulla difesa francese. Quindi se vuoi utilizzare questa difesa, trovi tutti i link in descrizione. Ma allora partiamo, andiamo a selezionare Rapid, siamo qui sull'ICES. Io prenderei una bella partita che è cominciata da non molto, e guardiamoci questa partita che è da poco iniziata. Quindi è 4 di 5, che è una scandinava, con questa variante di scacco che non ho mai visto in vita mia. Questo giocatore da quasi 2400 punti sull'ICES sta andando contro tutti i principi, donna D5, donna E6, donna G6, sta praticamente giocando sempre solo con la regina. Io credo che qui vada giocato alfiere F3. Alfiere F3 qui si deve giocare, non puoi ritornare a casa con l'alfiere, perché ora c'è l'attacco qui sopra. Però veramente, ragazzi, sto vedendo un gioco da parte del nero che va contro i principi del muovere intanto la regina in apertura e muovere tante volte lo stesso pezzo in apertura. Quindi il nero è sicuramente in svantaggio di sviluppo. Qui secondo me il bianco, che ha minor punteggio, quindi a quasi 2100 punti, gambetto. Gambetto. Qui il bianco si sta facendo impaurire un po', quasi dai 2400 punti del nero, ma questa non gliel'avrei fatta fare. È vero che ora il nero deve perdere un'altra mossa per togliere la regina, ma secondo me non aveva senso desistere quel gambetto. Ok, il nero è in ritardo di sviluppo, quindi vuol dire che ora il bianco dovrà arroccare lungo, perché ormai l'arrocco corto, diciamo, abbiamo capito tutti che è stato sacrificato, però non lo so se gli avrei dato quel pedone. Ok, ora bisogna togliere l'alfiere, togliere la regina ed arroccare il prima possibile. Questo è quello che vuole fare il bianco, presumo, no? Quindi anche alfiere F4 con un attacco su C7 è comunque una mossa che prende tempo. Sì, alfiere F4 può essere una buona idea. Alfiere F4 può essere assolutamente una buona idea per prendere tempo. Non la vedo così male, sinceramente. Così malvagia non la vedo. Mossa al bianco. Non so perché il bianco sta aspettando così tanto. Che cavallo in E2. Vuole mettere in F4 per prendere il tempo sulla donna. Oppure vuole mettere la torre per prendere il tempo sulla donna. Però fare una caccia alla regina adesso, in questo momento della partita, non credo che sia proprio la mossa migliore in assoluto. Perché il bianco deve svilupparsi, deve arroccare. Quindi non andrei a dare la caccia alla regina solo per il gusto di farlo. Quindi spero che il bianco non si metta a fare questo. È vero che la regina non ha troppe case dove andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Troppe case dove andare non ne ha. Qui non può andare, qui non può andare. No, può andare solo qui. Quindi anche un'idea di intrappolamento, di intrappolazione può essere interessante, però la vedo dura, la vedo dura, la vedo dura, perché devi evitare che la donna possa fuggire qui. Quindi anche se riesci a fare una manovra di questo tipo dove scacci la donna arriva qui. Tra l'altro, ora sto dannatissimo cavallo ha tolto la comunicazione tra donna e alfiere. Secondo me cavallo 2 non era la mossa migliore. Dopo la vediamo in analisi. Secondo me qui urgeva una mossa con alfiere F4. Secondo me perché il bianco deve arroccare il prima possibile. Questo è come vedo io la scacchiera. Poi ovviamente ognuno in base alle proprie conoscenze di gioco vede e interpreta la scacchiera in maniera differente. Il bianco continua a pensare a quello che può essere la mossa giusta in questo momento. Adesso alfiere F4 già non mi piace più, perché per esempio dopo donna F4 comunque arriva un attacco sui due alfieri. È vero che l'alfiere camposcuro può essere... non lo so. Questo cavallo qui, vuoi portare il cavallo qui, ti arriva donna F4. Non lo so. Il bianco sta pensando veramente tanto prima di compiere la mossa. Voi che mossa giochereste a questo punto della partita? Siamo a mossa, deve
il bianco deve giocare l'ottava mossa. Sta cercando il modo di intrappolare la donna, ma non credo ci sia. E alfiere qui? Alfiere qui non si può fare, che c'è il cavallo. Vediamo, perché per metterci così tanto tempo per fare una mossa o diciamo ci sono stati attacchi di pancia o stai pensando a una mega sequenza semi-forzata che ti porta a guadagnare la regina. Che storia. Perché il bianco sta ragionando tutto questo tempo qui? Non ci sono troppe mosse, c'è questa e c'è da tirare fuori l'alfiere. Ovviamente questa mossa del bianco non serve a nulla, poiché si può parare tranquillamente con cavallo in A6. Quindi questa manovra non fa paura perché c'è cavallo in A6. Ok, aspettiamo ancora un pochettino per cercare di capire le intenzioni del bianco, ma sembra che le intenzioni del bianco... Ok, alfiere F4 è arrivato finalmente, alfiere F4, ripeto, secondo me era un pelino meglio prima. È vero che ora c'è il cavallo che difende l'alfiere, ma questo alfiere qui è sospeso. Quindi può arrivare veramente... Eccola, è arrivata. Donna F5 con l'idea di giocare G5 e si perde l'alfiere. Questa è l'idea. Non mi è piaciuta adesso alfiere F4. Non mi è piaciuta per niente. Ok, donna D2 per difendere ulteriormente l'alfiere, ma veramente se arriva a G5 poi si perde questo di alfiere. Quindi dovresti togliere il cavallo, se togli il cavallo però perdi l'alfiere. E quindi dovresti mettere l'alfiere in G2, perdere un tempo per mettere l'alfiere in G2. Quindi il bianco ha pensato tutto sto tempo per fare questa mossa che non è un granché. Non è un granché. Questi due alfieri così sotto tiro della regina non è un granché. Tra l'altro il nero non ha ancora messo... Il nero non ha ancora, a parte questo pedone, non ha mai mosso nessun altro pedone dall'inizio della partita. Incredibile. Eppure sta mettendo sotto torchio il bianco che sta giocando in maniera imprecisa. Questo è un modo impreciso e quindi dai qualche possibilità, perché G5 e poi ti cattura l'alfiere. È nell'aria. Di giocare donna di 2 per permettere al cavallo di andarsene via, no? Tra l'altro il tempo fattore importante, il nero è col doppio del tempo rispetto al bianco e si fa sentire. Capisco che il bianco ha 300 punti in meno rispetto al nero, che non sono pochi, e quindi cerca di pensare bene prima di fare ogni mossa, ma purtroppo il fattore tempo è veramente determinante. Questa è una partita a 15 minuti più 3 secondi a mossa e adesso arriva G5. Arriva G5, non ho capito questa. Ok, G5 l'alfiere può catturare, ma perdi l'alfiere in F3. Se arriva cavallo G3 arriva donna per F4. Il bianco ha perso un pezzo. Semplice, il bianco ha perso un pezzo. No, non può non averla vista, dai. Non ci credo che un giocatore da 2100 sull'ICS, che equivale a un 1800, 1800, 1850, 1900 nella realtà, che non abbia visto questa semplice sequenza tattica. Per forza. Dai, non è possibile. Non è possibile. O sta giocando il cuginetto di questo Fernando 1969, che tra l'altro magari è anche italiano, Fernando. O anche di quelle parti tipo Spagna, robe così. Ma no, ma questa non poteva, dai. Allora, aspetta che c'è... No, stavo vedendo qualche mossa intermedia da parte del bianco. È d'abbandono? Dite che è d'abbandono questa partita? Secondo me è d'abbandono. Cioè, siamo a mossa 9, ragazzi. Siamo a mossa 9. La partita penso più strana che io abbia mai visto in vita mia, dove il nero ha veramente
giocato in stile principiante, ma che a mossa 9 riesce ad andare in vantaggio di un pezzo. Era pronosticato questa mossa della regina, cioè regina F5 era super pronosticato. Ci voleva il cavallo che teneva l'alfiere in F3, assolutamente. Dopo l'analizziamo col computer e vediamo un po' qual era il modo corretto di giocare per il bianco. Secondo me il bianco ora può pensare tutto il tempo che vuole, ma non trova il modo per uscirne vivo da qui. Non c'è. Non c'è. Puoi provare a creare... Questa abbiamo detto che non... Questa... Questa. Devi giocare per forza cavallo a 6. Guadagni un tempo. Puoi provare, che ne so, a portare la donna in C3 per provare ad attaccare qui. Però veramente le risorse del bianco a questo punto sono limitate. Nonostante il bianco abbia uno sviluppo migliore rispetto al nero, il bianco ha tutti e quattro i pezzi sviluppati, il nero ha solo un pezzo sviluppato, eppure la scacchiera parla chiara, parla molto chiaro. Non capisco perché veramente il bianco ci sta mettendo così tanto tempo per ogni mossa, facendo finta che il tempo non esistesse, e purtroppo esiste. Qui siamo a 14 minuti per il nero contro 3 minuti e 45 per il bianco. Questo è d'abbandono. Game over, qualcuno direbbe. Game over, qualcuno direbbe. Magrissima consolazione, catturare qui anche, che non portano a nulla di che queste mosse. Che il problema poi è che dopo che la regina prende qui c'è anche il tempo sulla torre. Hai capito? Quindi è un casino. È veramente un casino. Quindi probabilmente adesso il bianco, forse la mossa migliore che ha il bianco è a Rocco Lungo. Perché a Rocco Lungo costringe il nero a catturare di pedone e quindi lasciando salvo questo alfiere. Ovviamente il nero non può catturare di donna, altrimenti cade. Quindi a Rocco Lungo forse è anche la mossa migliore per il bianco in questa situazione. O altrimenti cattura qui, alfiere per e Rocco Lungo dopo. Ok. Il bianco ha scelto di catturare almeno un pedone. Avevamo detto donna per F3, tempo sulla torre e arrocco lungo. E ok, è andata proprio così la partita. È ingiocabile questa partita. Non c'è compenso. Non c'è compenso. Ok, questa mossa azzardata del nero, non so se era la prima consigliata al motore, non l'avrei mai giocata sinceramente, perché vai ad aprire le colonne in qualche modo a fare un pochettino un piacere al bianco. Strano che un giocatore del 2004 ha giocato una mossa del genere. Non so, avrei cercato di portare avanti qualcosa, un alfiere in F5, non lo so, vediamo come continua. E infatti è successo proprio in questo modo. Il bianco se ne frega, ecco, doveva portare l'altra torre. Qui era l'altra torre senza ombra di dubbio. Perché ora qui nel momento in cui tu fai prendere questo pedone dai anche la possibilità di rifugio, dai il pedone passato. Ora va bene avere iniziativa, va bene sacrificare per avere dell'attività, ma qui diciamo che il nero ha più 5 di materiale, ragazzi, più 5 di materiale. Too much, too much. Adesso il bianco sta calcolando un sacrificio di torre, pedone, alfiere, tempo su torre, corre scoperto e poi donna in E3. Questo è interessante, questo sacrificio di torre, secondo me tutto per tutto va giocato, va giocato. Il sacrificio va giocato perché è l'unica che ti può portare a qualcosa. Devi farlo. Sacrificio di torre, pedone, alfiere, togli la torre, donna E3, scacco, re qui e poi te la giochi con gli scacchi di donna sul bianco, donna F5 con qualche cavallo che entra un pochettino in gioco. Questa urge, l'unica mossa secondo me
che ha senso ora è questa. Torre per F6. Vediamo se viene giocata. La lascio evidenziata. Torre per F6 è l'unica mossa che ha senso. Qui il bianco deve giocare in maniera iperattiva. Meno di un minuto per il bianco, che gioca come se avesse un'ora e mezza. Non c'è tanto da pensare. No, ma serio, se davvero stai andando a dare la caccia alla regina e ti accontenti di un misero pedone? No. Non vedo l'ora di analizzare questa partita, ragazzi, col motore, perché secondo me... Ok, puoi dare ancora la caccia alla regina, ma non la intrappoli questa regina. Cioè, questo che non la intrappolerei mai. Non la intrappolerei mai. Cioè, torna quando vuole sta regina. Cioè, non la puoi intrappolare. Ok, puoi portare anche l'altra torre, ma di che te ne fai? Secondo me doveva giocare il sacrificio. Sacrificio sul cavallo era interessante. Dai, vediamo di finire questa tortura che poi la analizziamo. E infatti la donna è tornata. E buonanotte. Buonanotte. Che fa ora il bianco? Che fa? Sinceramente. Sinceramente, quando... Dai, questa è da abbandono. Pochi secondi rimanenti. Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Se la banana non ce l'hai. Ok, magra consolazione, doppiatura di pedoni. Puoi dare uno scacchino, magari ti metto davanti. Ma l'alfiere o la donna. Niente, finita, finita. Finita e andiamo a vedere un po' cosa è successo. Secondo me... Allora, esiste donna e 6 scacco? Sono veramente curioso se esiste donna e 6 scacco. Dopo donna e 6 scacco non esiste a quanto pare. O esisterà, tanto esiste di tutto nella teoria delle aperture. Alfiere 2, donna in... Wow. Qui il bianco è in vantaggio di 1,5. Cavallo F3 è la prima scelta del motore. Alfiere F3 che dicevo io? Wow, alfiere F3 non gli piace per niente. Alfiere F3 non gli piace per niente. Qui diceva sacrificio. Sacrificio in caso di questa. Qui il bianco ha una grande giocata secondo il motore. Va bene, in partita però va così. Va così, comunque un gambetto a tutti gli effetti. E qui urgeva alfiere F4, prima scelta del motore. Alfiere F4 era appunto l'idea di andare a fare un arrocco lungo il prima possibile. Mentre in partita viene giocato cavallo G in E2 che fa perdere 0.3 di vantaggio al bianco, cavallo F6 e qui, ok, qui la situazione è ancora sempre gestibile per il bianco, secondo me è un pochettino difficile. E qui dice il motore cosa dice? Dice di giocare H4, ovviamente sì, per fermare G5, ma dopo donna di 2, qui la barra va totalmente nelle mani del nero, che ovviamente ha G5, e dopo questa, ovviamente tempo sulla torre, arrocco lungo, questa azzardata secondo me, questa è stata azzardata. Qui il motore consiglia al nero un cavallo in D5 per cambiare un po', un torre G8, un H6 semplice. Questa azzardata ha fatto perdere, questa mossa ha fatto perdere da meno 2.3 al nero a meno 1.1, ha molto azzardata. Ovviamente qui la torre da muovere era torre in D, va in F1, prima scelta del motore, anzi sta già cambiando idea, H4 eccetera, ma quest'altra torre dà la possibilità alla donna di muoversi. A questo punto qui c'è alfiere per F6, prima scelta del motore, alfiere per F6, seconda scelta è re B1, perché ricordiamoci sempre che nell'arrocco lungo il re B1 è una mossa che va fatta, e torre per F1 l'avevo vista 2 secondi fa, ma il motore a quanto pare ha cambiato idea. Ma sono curiosissimo di vedere su torre per F6 e per F6. Alfiere per F6, perché no? Torre G8,
Qui qualche scacchino, qualcosa avrebbe dato, no? Il motore non lo consiglia, ma qualcosa avrebbe portato. Ah no, dopo alfiere 6 in realtà. Non ho D5. Non ho D5. Ecco perché non c'è D5. Perché arriva alfiere H6. Ok, quindi c'è la minaccia di alfiere H6. C'è la minaccia di alfiere H6. Dopo questa. Dopo questa. Questa. C'è la minaccia di alfiere H6. Non immediata, altrimenti il bianco può ritornare. Ma su questa. Ora la torre controlla la casa G5, quindi dopo alfiere H6 non c'è più la possibile rientrata di alfiere, altrimenti il nero guadagna un pezzo. Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. In partita il bianco non se la sente né di fare l'una né di fare l'altra, decide di ritirarsi, e questo però porta poi il nero a semplicemente a giocare tranquillo, riesce a sviluppare qualche pezzo e la partita finisce con una miniatura bellissima che finisce entro le 20 mosse, con una giocata stramba del nero con la regina che va in giro da tutte le parti, e il bianco che secondo me, nonostante il vantaggio di sviluppo, non ha avuto il fegato di giocare come doveva. Ha fatto addirittura un sacrificio del gambetto di un pedone abbastanza avvelenato in G2, ma poi non ha avuto la lungimiranza di giocare in maniera tricky, incisiva e decisiva, e di giocare talvolta il tutto per tutto per cercare di tirare su le sorti della partita. Ragazzi, spero che questa partita, che ho trovato totalmente casualmente, vi sia piaciuta, che anche voi avete fatto più o meno gli stessi ragionamenti mentre la guardavate in diretta. Fatemi sapere se ci sono delle mosse migliori che avreste fatto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!